Arrivano proprio in uno stato di agitazione, in uno stato, proprio quello che dicevo prima, anche di confusione, no? Perché queste notizie purtroppo quando arrivano scioccano tutti, figuriamoci poi quando ad essere coinvolto è un nostro caro, ecco. Quindi la prima cosa proprio da fare è quello proprio di, noi lo chiamiamo un intervento di normalizzazione, proprio di riorientamento alla realtà, ecco. Questa è la cosa diciamo necessaria, indispensabile proprio da fare. E poi ci si mette a disposizione proprio di tutto quelli che sono i loro bisogni, che sono inizialmente proprio quelli di avere informazioni, notizie, che noi stiamo cercando un po' di raccogliere e di darle, ecco. Sono ancora proprio in quella fase che noi chiamiamo lo shock e quindi magari dei ricordi confusi, ecco, ricordano, cioè sono ancora proprio in quello stato di agitazione, di confusione che è tipica proprio dell'evento traumatico, ecco, quindi sicuramente non sono ancora nella fase proprio di quella che noi chiamiamo la consapevolezza, ecco, di quello che è successo o di quello che potrebbero aver perso.